Aperto all'Unical il cantiere Calabria, da 3 giorni voluta dal presidente Oliverio che avvia la seconda fase del mandato. 4 i ministri che parteciperanno ai lavori, consolidato l'asse governo nazionale e governo regionale. Il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina annuncia le misure di contrasto per combattere le emergenze con cui la regione si è misurata nell'estate scorsa, siccità e incendi. Al via l'anno scolastico in Calabria, con meno alunni rispetto allo scorso anno. Riapre il liceo di Girifalco, interessato da una frana lo scorso 23 gennaio. Farmaci per oltre 200.000 euro rubati all'ospedale di San Marco Argentano nel Cosentino. Avviate le indagini. Il carcere di Catanzaro è dotato di una moderna struttura sanitaria, 15 ambulatori specialistici, 11 posti letto, 6 posti di degenza. Si tratta di un moderno presidio sanitario, è stato completato dopo anni di abbandono. Buonasera dalla redazione TG10, lo avete sentito, la politica in primo piano in questa edizione del telegiornale, al via la seconda fase del mandato regionale, lo ha detto a chiare lettere il presidente della regione Mario Oliverio, aprendo la convention all'Unical definita appunto per la Calabria, ha definiti anche il governatore programmi per 9 milioni di euro. Il nostro direttore Attilio Sabato, sentiamo. Apre il cantiere con molte maestranze a giudicare dalle presenze. Aula Caldora gremita mentre il presidente della regione spiega il perché dell'iniziativa che in una parola può essere sintetizzata così: ripartenza. Ebbene sì, ripartenza dopo oltre 2 anni di governo con risultati ancora tutti di là da venire. Oliverio racconta nel dialogo con i colleghi Macri e Pollichieni la semina fatta in questi lunghi mesi di verifica, controllo e ha detto inversione di tendenza. Il raccolto il governatore già l'immagina, quasi lo vede stipato nelle cascine del sistema Calabria. La gente, tanta a dire il vero, segue e si lascia coinvolgere. L'aula contiene varie umanità, l'università, amministratori locali, sindacalisti e un bel po' di iscritti al PD provenienti da diverse zone della Calabria. Gli applausi non mancano quando Oliverio chiama in causa la giunta precedente, Scopelliti per esempio, e la scelta incomprensibile compiuta di consegnare nelle mani di un commissario la sanità. Settore delicato e molto, ma molto attenzionato dai cittadini. La parola d'ordine del Presidente è una sola: la Regione è stata scippata. Andò dall'allora Presidente del Consiglio Berlusconi e chiese a Berlusconi di essere nominato commissario, non valutando che in quella scelta con quella scelta sarebbero scattati misure, vincoli. In futuro le cose cambieranno? Beh, l'intenzione c'è, ma chissà. La lunga chiacchierata con i 2 giornalisti scivola via tra una battuta e l'altra. Qualità del lavoro svolto dalla Giunta, il rimpasto, il Consiglio e poi territorio, urbanistica, incendi, acqua e molto altro ancora. Insomma, il cantiere è aperto. Vedremo se alla fine sarà possibile vedere un qualcosa di completato, ultimato, finito. Dal cantiere Calabria il ministro dell'Agricoltura Martina annuncia le misure di contrasto per le emergenze con cui la regione si è confrontata nell'estate scorsa, ossia la siccità e gli incendi. Partita all'Unical la 3 giorni di Cantiere Calabria, evento voluto dalla Regione per discutere con illustri ospiti ed esperti del futuro della nostra terra. Il primo ospite di rilievo è il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, che non si è sottratto alle domande dei cronisti e ha parlato ad ampio spettro delle tematiche più stringenti, cominciando da siccità ed incendi. Abbiamo vissuto una stagione, un anno, complicatissimo dal punto di vista climatico e ambientale. Abbiamo toccato con mano alcune grandi questioni, la siccità e più in generale poi il problema enorme che abbiamo avuto al sud con gli incendi. Tutto questo ci deve portare a costruire concretamente sia dal territorio che a livello nazionale degli strumenti nuovi di gestione di queste crisi e di queste difficoltà. Cambiando strutturalmente la condizione climatico-ambientale abbiamo bisogno di aggiornare anche gli strumenti di reazione, in particolare sul versante agricolo. Martina ha accennato anche alla soppressione del corpo forestale dello Stato. È chiaro che siamo dentro un passaggio dove è importantissimo lavorare sempre di più sulla territorializzazione, sulla professionalizzazione e sulla riorganizzazione. Il ministro Martina conferma anche che il PD è disponibile a discutere ancora della legge elettorale anche in questo scorcio di legislatura.
legislatura e che il dibattito sullo ius soli non è terminato. Riconfermo quello che stiamo dicendo con grande convinzione in queste ore. Per noi è importante andare avanti, noi andremo avanti, verificheremo le condizioni perché l'approdo al Senato sia un approdo utile e proficuo. Noi abbiamo bisogno di costruire le condizioni perché quando si arriverà al dunque al Senato non solo si calendarizzi la discussione su questa legge, ma la si approvi. Primo giorno di scuola in Calabria, ci sono tanti aspetti, tanti modi di vivere e raccontare questa giornata. Noi cominciamo in modo simbolico da Girifalco, nel Catanzarese, dove il liceo scientifico, interessato da una frana lo scorso 23 gennaio, ha riaperto con la presenza delle istituzioni del territorio. Sentiamo. La cerimonia è solenne, l'inno nazionale e i palloncini colorati a Girifalco nel Catanzarese per la riapertura del liceo scientifico della città. Oggi è una bella giornata di sole, ma il 23 gennaio scorso pioveva quando la strada interessata da una frana costrinse i ragazzi a lasciare la scuola. L'istituto, lo hanno ribadito i rappresentanti istituzionali, non è stato intaccato dal dissesto idrogeologico e i lavori per ripristinare il manto stradale sono stati completati. L'istituto in quanto tale non è stato toccato dal dissesto, sono state messe a repentaglio le strutture adiacenti, la strada e il giardino o il cortile, ma non la struttura. Con il preside e il sindaco siamo riusciti a trovare nuovi locali e nel frattempo mettere in sicurezza tutti i servizi adiacenti all'istituto. La strada quindi che dopo una serie di incontri con le varie istituzioni siamo riusciti ad aprirla, a creare una nuova strada laterale, a creare dei parcheggi, quindi a creare un sistema infrastrutturale che ci consente effettivamente di utilizzare questa struttura nel massimo della sicurezza. È chiaro, ancora siamo in una fase cantieristica, perché abbiamo avuto un bel finanziamento da parte della Regione Calabria tramite il Rendis che ha riconosciuto il dissesto idrogeologico, quindi siamo in attesa adesso di avere il decreto definitivo da parte della Regione ed avviare immediatamente l'attività per i lavori definitivi di sistemazione esterna del liceo. Presente anche il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Diego Buscè. Noi quest'anno abbiamo avuto un numero di alunni inferiore rispetto all'anno scorso. La scuola è una scuola vivace, è una scuola attiva, una scuola che ha voglia di fare. Noi lavoriamo moltissimo per poter recuperare dei gap naturali che ci sono. Pensiamo per esempio all'alternanza scuola-lavoro, per gli studenti calabresi è molto più difficile che non per gli studenti del nord e quindi l'ufficio in questo cerca per quello che può di stare vicino agli studenti per realizzare dei progetti che possano fare in modo che i nostri studenti possano accrescere le loro conoscenze e le loro competenze. A Cosenza il primo giorno di scuola era anche un banco di prova per la nuova viabilità. Vediamo com'è andata. Questo esperimento, che poi era uno studio sostanzialmente per riprenderci alcune aree della città, soprattutto gli spazi che sono in prossimità delle scuole, quelle che sono in prossimità degli edifici pubblici più importanti, è assolutamente riuscito. È stato questo il commento a caldo del sindaco di Cosenza Mario Chiuto di fronte al dato oggettivo di una città che nel primo giorno di scuola e nell'ora di punta non ha registrato alcun disagio nella viabilità. I fatti hanno dunque dato ragione al primo cittadino, le cui scelte di pedonalizzare alcune strade adiacenti alle scuole nei giorni scorsi erano state oggetto di molte polemiche. Ma non è l'unica novità che hanno trovato gli allievi delle scuole cittadine. In questi anni il comune di Cosenza ha investito tanto sulla riqualificazione degli edifici scolastici, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista del comfort, dell'estetica e del decoro. E proprio come simbolo della politica messa in atto dall'amministrazione comunale, il sindaco Chiuto ha inaugurato l'inizio dell'anno scolastico dalla scuola media Nicola Misasi di Via Negroni. Noi abbiamo lavorato molto in questi anni nel miglioramento non solo strutturale ma anche dei servizi delle strutture scolastiche, della scuola primaria. Abbiamo migliorato con lavori quasi tutte le scuole cittadine, le abbiamo rese anche più sicure e funzionali. Stiamo adesso lavorando addirittura anche all'esterno per rendere pedonali le aree intorno alle scuole, perché i bambini devono andare a scuola in sicurezza, quindi abbiamo chiesto alle famiglie di fare in modo che i bambini vadano a piedi, magari accompagnati dai genitori, dato che le scuole primarie sono
ubicate in tutti i quartieri della città e quindi il criterio di iscrizione è soprattutto quello della vicinanza. Infine, a tutti gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, il sindaco ha voluto far arrivare il suo abbraccio ideale e un augurio. Abbiamo salutato gli studenti delle scuole medie e delle scuole elementari, augurando loro un primo giorno di scuola fantastico, ma anche un anno scolastico ricco di opportunità formative. Ho augurato loro di vivere questi giorni intensamente, anche rispetto agli altri. Nelle scuole ci sono anche i bambini e i ragazzi con disabilità e sono sicuro che saranno accolti con grande senso di responsabilità, ma soprattutto anche con grande umanità che contraddistingue da sempre la nostra città. Clima entusiastico dunque, c'è voglia di fare, voglia di sperimentare. Noi continuiamo il nostro viaggio nella scuola de Coubertin di Rende e poi alla Don Milani di Matera, dove è stata organizzata una vera e propria festa per accogliere i nuovi alunni. Primo giorno di scuola anche per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo de Coubertin di Rende, gli abbracci con i compagni di classe ritrovati dopo le vacanze estive, l'emozione e l'entusiasmo di chi per la prima volta varca i cancelli della scuola. Il suono della prima campanella emoziona gli alunni, ma anche i genitori, accolti da insegnanti e dirigente scolastico. Io mi auguro veramente che sia un anno sereno per le famiglie, soprattutto per gli alunni innanzitutto, per le famiglie e per i docenti. E un augurio anche estendibile a tutti gli operatori di questa scuola e anche della nostra Calabria. La scuola media de Coubertin ha 2 sezioni di inglese potenziato e questa è una novità per la nostra scuola. E dunque poi lo strumento musicale, le ore dello strumento musicale da 6 sono passate a 12, quindi potrò anche accogliere più alunni e poi un particolare sottolineatura verso il corpo docente, che è un corpo docente preparato veramente e professionalmente attivo. Io mi auguro appunto che ci sia una forte collaborazione tra famiglia e scuola. Questo invece è il primo giorno di scuola alla Don Milani de Matera di Cosenza, iniziato con la festa dell'accoglienza. La dirigente Immacolata Cairo ha infatti accolto i bambini del primo anno organizzando una vera e propria festa nel parco antistante la scuola, musica, balli e zucchero filato per rendere indimenticabile l'inizio del percorso scolastico. Scuole regolarmente aperte questa mattina a Vibo Valentia, scongiurato dunque il rischio paventato qualche settimana fa dall'ente provincia, la nostra troupe si è recata negli istituti superiori. La prima campanella per l'avvio del nuovo anno scolastico è suonata anche a Vibo Valentia. Partenza regolare a dispetto degli allarmi che disegnavano una realtà difficile a livello infrastrutturale. Significativi anche quest'anno i numeri degli esordienti. La prima volta sui banchi di scuola alle primarie vede schierati a Vibo Valentia 1305 bambini. I nuovi iscritti alle secondarie di primo grado saranno invece 1615 nel Vibonese. Per quanto riguarda le superiori, a farla da padrone come indirizzo è l'istruzione liceale scelta dal 48% dei nuovi iscritti, in maggioranza allo scientifico, quindi al classico. Il 31% si è invece orientato verso l'istruzione tecnica, il restante 21% ha scelto un indirizzo professionale. Ma al di là dei numeri, ciò che più conta sono i sogni, le emozioni, le sensazioni che un primo giorno di scuola suscita, come in un gioco di specchi tra ragazzi e genitori. Sono emozionato veramente tanto, stamattina mi sono svegliato presto e pensavo al liceo, come sarebbe stato, bellissimo. Sono molto contento di iniziare il liceo, questa nuova avventura scolastica. Pure io, come il mio amico Mario, stamattina mi sono svegliato ed ero curioso di sapere cosa ci avrebbero fatto fare le professoresse, cosa avremmo fatto nell'accoglienza. Mi sono addormentato parecchio tardi perché non avevo il pensiero appunto della scuola. Spero di incontrare buoni professori e buoni compagni di classe. Sono in l'ansia e poi non lo so, non ho parole, per me inizierà tutto da capo. Nuovi compagni, non conosco nessuno della mia classe, quindi nuovi professori, nuovo ambiente. E penso che siamo più emozionate noi mamme che poi alla fine loro, forse perché abbiamo già percorso più o meno in maniera diversa, però insomma questa via, ecco.
Ha dato qualche suggerimento alla figlia, qualcosa? Tante, come devo dire, raccomandazioni, fai così, mi raccomando, non fare questo, non fare quello, attenzione, ecco quello, peraltro niente. È un'emozione che è più nostra che loro sicuramente, conosceremo la nuova preside poi, ritengo che valga la pena, ma per noi, non per i ragazzi, assolutamente. In questo clima positivo non sono mancate le esperienze negative, andiamo a Marano Marchesato, rinviato il primo giorno di scuola per gli alunni delle seconde classi medie del plesso di Marano, che fa capo all'istituto comprensivo di Cerisano in provincia di Cosenza. I genitori dei ragazzi al loro arrivo hanno appreso che le 2 seconde classi, per motivi di organico, erano state accorpate in una sola, composta da 27 alunni. La cosa non è stata ritenuta accettabile e loro per protesta non hanno fatto entrare i loro figli in classe. I genitori hanno anche chiesto l'intervento della dirigente scolastica e del sindaco, sollecitando una soluzione al problema nel più breve tempo possibile. I genitori chiedono lo sdoppiamento della classe perché, spiegano, gli allievi possano essere seguiti nel migliore dei modi. Cambiamo argomento, parliamo di legnochimica perché spetta alla Regione bonificare il sito di Rende, quanto emerso dall'incontro a Roma tra il sindaco della città di Campagnano e il ministro Galletti. Dopo 16 anni di attesa si riparte dunque dalle istituzioni locali. È compito della Regione Calabria bonificare il sito dell'ex legnochimica di Rende, quanto si è sentito dire il sindaco della città del Campagnano Marcello Manna a Roma nel corso dell'incontro con il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Quest'area di Rende non rientra nella mappa nazionale dei terreni a rischio da bonificare. Di conseguenza il primo cittadino dovrà ripartire e porre il problema alle istituzioni locali, a cominciare dalla provincia di Cosenza, un problema da risolvere che preoccupa i residenti, gli stessi che nel giugno scorso hanno rischiato di dover lasciare le proprie abitazioni a causa di un incendio che ha reso l'aria irrespirabile, una minaccia seria per l'ambiente, tanto da essere monitorato dagli esperti, vigili del fuoco e protezione civile, che hanno fatto il punto in prefettura. L'azienda produceva pannelli in fibra e tannino, attiva dagli inizi degli anni 70, ha chiuso nel 2002. A spaventare sono soprattutto le 3 vasche di decantazione in cui si sono accumulati gli scarti di produzione. Il sito è sotto sequestro, c'è un'indagine in corso, diverse le perizie effettuate da tecnici dell'Università della Calabria. Dal 2002 sono trascorsi 16 anni, da allora si fa i conti con il fantasma della legnochimica, un nemico sinistro e invisibile che attende di essere sconfitto. Notizie di cronaca nelle nostre brevi, vediamo. Furto all'ospedale di San Marco Argentano nel Cosentino, rubati farmaci per un valore di 200.000 euro. I malviventi hanno agito nella notte, sono entrati nel plesso dopo aver forzato la finestra di una stanza che divide il nosocomio dalla farmacia in cui erano custoditi tutti i farmaci. I vertici dell'ospedale hanno denunciato la caduta ai carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, che si sono recati sul posto insieme alla scientifica dell'arma per effettuare i primi rilievi. Beni per 2 milioni di euro sono stati confiscati dalla DIA di Reggio Calabria sotto la supervisione della Procura a Vitaliano Grillo Brancati, 57 anni, di Villa San Giovanni, ritenuto collettore degli interessi economici della cosca di 'ndrangheta Buda Imerti e con questa accusa arrestato nel giugno del 2010 nell'ambito dell'operazione Meta assieme ad altre 41 persone. Un allevatore di 52 anni di San Luca è stato arrestato in flagranza e posti domiciliari dai carabinieri per incendio boschivo. L'uomo, con precedenti per reati in materia di armi e contro il patrimonio, è stato sorpreso dai militari mentre si allontanava a bordo di un'auto assieme ad un'altra vettura da una contrada del comune di Stignano, da dove proveniva del fumo. L'allevatore è stato trovato con 4 accendini, le fiamme appiccate, come ha raccontato lo stesso allevatore, per fare germogliare erba fresca per il pascolo, hanno interessato un terreno demaniale nelle vicinanze della ferrovia e di un'abitazione. La polizia di Serra San Bruno ha arrestato il figlio ventenne del defunto boss Damiano Vallelunga, per lunghi anni a capo dell'omonimo clan operante nella zona delle Serre. L'arresto è stato eseguito in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Vibo per il reato di detenzione illegale di armi, munizioni ed esplosivi.
Una truffa alle assicurazioni, la procura di Vibo ha chiesto il processo per 65 persone accusate di aver messo in piedi una maxi truffa. Appunto il GUP Lorenzo Barracco ha fissato la prima udienza il prossimo 25 gennaio, l'inchiesta è denominata Dirty Business, ci sono 3 persone indagate, anche medici e un avvocato. E adesso parliamo invece del carcere di Catanzaro, che è stato attrezzato con una struttura sanitaria molto importante, che sarà un punto di riferimento in tutto il Mezzogiorno. Pensate, una simile c'è soltanto all'interno di un penitenziario in Sardegna, nel centro-sud e isole. È una ex incompiuta che trova finalmente uno sbocco importante, una concretizzazione. Vediamo. Un'incompiuta che diventa realtà, migliorando la qualità della vita all'interno del carcere Ugo Caidi di Catanzaro. È stato inaugurato oggi il servizio multiprofessionale integrato di assistenza intensiva, istituito presso la casa circondariale. Il centro, attivo dal 15 settembre, è destinato all'assistenza sanitaria specialistica delle persone detenute provenienti sia dagli istituti penitenziari della Calabria che da altre regioni. Una struttura d'eccellenza che si annovera tra tante altre che vi sono sul territorio nazionale. Per la Calabria è sicuramente una risorsa, perché si tratta di una articolazione delle locali assistenze sanitarie e sono delle articolazioni che si snodano in centri ambulatoriali, almeno 15, assistenze psichiatriche, assistenze per le disabilità anche motorie, e la considerazione che faccio: lo Stato ha speso moltissimi soldi, noi abbiamo il dovere di rendere operativa questa struttura in collaborazione con le autorità sanitarie. Il capo del DAP ha poi risposto ai rilievi delle organizzazioni sindacali che ipotizzano maggiori carichi di lavoro per gli agenti dopo l'apertura del centro. È evidente che a livello locale questa sicurezza e questo ordine dovrà essere garantito dal nostro personale. A livello complessivo, generale, vi saranno delle economie, perché noi siamo sollevati dall'onere di traduzioni che sono onerose, siamo sollevati dall'onere dei piantonamenti, e proprio di questo parlavamo con il provveditore, affinché in progressione, man mano che questa articolazione sarà attivata, noi dovremo fare le doverose compensazioni per dare un riconoscimento a quanti in questa struttura, in questo istituto che io conosco molto bene, valorosamente operano. Il centro prevede 11 posti letto per riabilitazione, un servizio avanzato di fisiochinesiterapia, 15 ambulatori specialistici e 6 posti di degenza. Il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro Perri ha assicurato che entro la fine dell'anno saranno attivati anche 8 posti di degenza per i servizi tutela intramuraria della salute mentale e una sezione di 15 posti di degenza ai fini dell'accertamento delle infermità psichiche. A breve, ritengo entro 2 o 3 mesi, noi riusciremo ad aprire anche la sezione di psichiatria e l'osservazione breve intensiva psichiatrica per i malati, diciamo, mentali o presunti tali, che devono essere osservati per evitare simulazioni o altro. Restiamo a Catanzaro per la passeggiata della salute, iniziativa promossa dall'Associazione Donne Operate al Seno, presentata nel corso di una conferenza stampa in cui l'associazione ha denunciato: in Calabria, legge disapplicata, non esiste un centro regionale. Vediamo. Sarà il Parco della Biodiversità a Catanzaro ad ospitare anche quest'anno per la seconda edizione la passeggiata della salute promossa dall'Associazione Regionale Donne Operate al Seno. A guidare i partecipanti domenica prossima, 17 settembre, sarà il professor Luigino Falbo, esperto di fit walking, quanto emerso nel corso dell'incontro con i giornalisti in cui è stato presentato il programma dell'iniziativa, che prevede anche una conferenza sulla prevenzione oncologica
oncologica. L'associazione, costituita da donne calabresi che dopo la diagnosi di tumore al seno hanno deciso di farsi curare nella nostra regione. Le loro storie sono la loro forza, hanno deciso di mettersi insieme e lottare per il riconoscimento dei diritti. Lo scopo è stato quello di, di tutelare, sorvegliare sui diritti che hanno le donne, in particolare quelle con il cancro al seno, di essere trattate nella propria regione senza fare i cosiddetti viaggi della speranza e quindi andarsi a curare in altri posti, quando qui in Calabria, e lo sappiamo tutti, abbiamo i professionisti, abbiamo le strutture e non dobbiamo neanche andarcela a cercare volendo. Quindi l'associazione nasce per questo. Abbiamo già avuto qualche contatto con la regione, con la politica per tutelare questa cosa, anche perché noi lavoriamo su una legge europea del 2014 che dice che in tutte le regioni italiane, e che l'Italia ha percepito e ha recepito, devono esserci almeno un centro di senologia per regione, che sono dei centri multidisciplinari che trattano le donne ancora prima della diagnosi, quindi da quando iniziano con lo screening fino poi alla diagnosi, ai trattamenti, alle cure eccetera, nella propria regione. La scadenza era il 2016, 31 dicembre 2016, alcune regioni si sono ben disposte e hanno creato questi centri, cosiddetti breast unit, prendendo un po' il termine dall'inglese, ma sono dei centri di senologia multidisciplinari. La Calabria, come sempre, purtroppo, per le cose che sono necessarie, è l'ultima, non ha ancora un centro di questo genere. Il meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati allo spazio le previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Sarà una seconda parte di fine settimana all'insegna del tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione, favorito dal rinforzo dell'anticiclone con temperature in deciso aumento, che nel corso del fine settimana raggiungeranno valori tipicamente estivi, per la discesa di una saccatura sull'Europa centrale, che determinerà l'attivazione di correnti meridionali provenienti dal Nord Africa. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Venerdì, generali condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi, temperature in ulteriore lieve rialzo. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Venerdì, mari poco mossi, con venti deboli del quadrante occidentale sul Tirreno, a regime di brezza sullo Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata di anno è tutto, grazie, arrivederci, al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.